Benvenute e benvenuti, è un piacere darvi questa accoglienza qua in uno dei palazzi più belli di Pordenone, la sede giusta direi per questo tipo di incontro. In realtà io sono Riccardo Costantini, come curatore di Pordenone Docs Fest ci tengo veramente ad accogliervi anche per darvi un messaggio molto chiaro. Il festival è un festival che si occupa di documentario e che ritiene che i documentari possono avere un effetto positivo sulla nostra società. Molti dei temi che tocchiamo sono temi legati all'attualità, fra questi ovviamente c'è l'ecologia, fra questi c'è l'utilizzo dei nostri spazi urbani, c'è la miglioria possibile della nostra qualità di vita e ovviamente spesa in società. Sapete che in questo momento, fra l'altro, proprio Cinema Zero come luogo fisico è al centro di un progetto di rinnovamento perché grazie proprio al sostegno del Comune di Pordenone c'è un cantiere che in qualche modo darà una nuova casa al cinema, alla cultura all'interno di Pordenone e noi siamo convinti, avendo seguito da vicino il lavoro di progettazione, avendo dato l'input a questa idea, che questo tipo di iniziative possono in qualche modo anche cambiare, lo sapete bene voi architetti, con un gesto architettonico in un luogo, cambiare il funzionamento di un'area intera che effettivamente aveva necessità anche in qualche modo di essere rinegoziata almeno nelle sue funzioni basilari. Siamo ovviamente per allargare la cintura verde della città, speriamo che questo avvenga contestualmente proprio verso Cinema Zero, e in questo senso ci tengo a ricordare come il festival l'anno scorso è stato più o meno a ragione nominato da molta stampa nazionale come il festival più green d'Italia. Qual è stata l'azione che abbiamo messo in campo? È stata quella di pubblicare un manifesto green che abbiamo riaggiornato quest'anno, un decalogo a cui abbiamo aggiunto un punto, quest'anno siamo a 11 punti, quello nuovo è dedicato totalmente al digitale, dando in qualche modo un'idea anche, per certi versi anche una sorta di provocazione, insomma, perché non tutti gli enti culturali sono molto aggiornati su questo tipo di iniziative, ma soprattutto mettendoci la faccia, che è la cosa che facciamo, come vedete e vedrete al festival anche in questi giorni, facendo delle scommesse e chiedendo anche a voi di essere in qualche modo giudici se le rispettiamo. La prima che si fa a Cinema Zero è la qualità cinematografica, poi ci auguriamo che poi i film siano di vostro gusto. Siamo molto contenti dell'ospitalità che abbiamo oggi, avere con noi Lorenzo Mattozzi è ovviamente un orgoglio, è una possibilità per approfondire temi cruciali per la nostra contemporaneità. Vi invito ovviamente a seguire anche il festival perché non si vive solo di architettura, insomma questo lo sappiamo perfettamente, domani ci sono delle cose anche molto più laiche, venite a scoprire la storia di Coppa 71, domani pomeriggio una storia incredibile, il mondiale dimenticato di calcio femminile e avremo con noi una calciatrice del nostro territorio, un personaggio tutto da conoscere, Elena Schiavo, che ci racconterà come le donne hanno sempre contato meno nello sport e noi, ecco, fra le varie cose che cerchiamo di fare, anche un po' di riposizionare la parità di genere. Bene, grazie ancora di essere qua. Noi abbiamo anche una persona che a Cinema Zero si occupa delle questioni ecologiche, che porta avanti con una linea anche molto chiara i nostri progetti ecologici, ed è Elisa Cozzarini, e io sono molto contento di passare il microfono a lei. Grazie. Grazie. Grazie Riccardo Costantini. Vi do anch'io il benvenuto, sono molto felice di vedere un pomeriggio così, in un pomeriggio assolato, una sala così piena e questo è anche grazie alla collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Pordenone con cui abbiamo organizzato questo evento e forse ce ne saranno altri in futuro visto il successo di questa iniziativa che mira proprio a coniugare l'aspetto culturale, il mondo della cultura e quello dell'architettura, visto che incidono, secondo noi, entrambe sulla società. Do quindi la parola per un saluto a Chiara Becciu e poi iniziamo con la nostra tavola rotonda. Buongiorno a tutti, io ringrazio invece Cinema Zero per la preziosa condivisione e anche noi ci auguriamo che sia la prima di una lunga serie e vi lascio ai relatori e buon pomeriggio. Grazie. Bene, allora come nasce questo incontro? Un incontro in cui abbiamo relatori diversi
con formazioni e esperienze diverse. Abbiamo Lorenzo Mattozzi, che è architetto, Riccardo Volpe, che è direttore di produzione di un festival cinematografico, e Francesca Bonemazzi di ARPA. Queste figure oggi pomeriggio mi aiuteranno a trovare un po' il modo in cui possiamo dialogare come ente culturale appunto con la città. Questo percorso nasce, come ha già accennato Riccardo Costantini prima, con la stesura di un manifesto, il manifesto Green del Pordenone Dogs Fest, che è un semplice decalogo, semplice davvero, nel senso che davvero abbiamo messo in fila alcune azioni che tutti noi possiamo fare per essere nella nostra vita quotidiana, ma anche il festival può adottare delle pratiche di sostenibilità, riducendo la nostra impronta di carbonio, diventando anche un po' più consapevoli di cosa significano le nostre azioni, no? Anche andare al cinema in bicicletta o a piedi o in auto, per esempio. Quest'anno, anzi già l'anno scorso, abbiamo introdotto l'abbonamento green e quindi un piccolo sconto per chi dichiara, e quindi ci fidiamo del pubblico, dichiara di venire al cinema in modo sostenibile. C'è stato un po' un dibattito su questo, abbiamo detto ma vediamo, no, il pubblico sarà davvero, ci potremo davvero fidare di questa cosa? In realtà sì, perché sono stati pochi quelli che hanno mentito ed è anche un problema che... no, non lo so, non le abbiamo rincorsi. Sono stati pochi in generale quelli che hanno fatto questo tipo di abbonamento in realtà, e questo è anche perché la nostra città e il nostro territorio è disegnato in un certo modo, e su questo poi Lorenzo Mattozzi ci aiuterà un po' a capire come si può fare per rendere anche possibili certi comportamenti che possono far diventare davvero più sostenibile una città e anche i nostri comportamenti individuali, no? A volte le scelte individuali non bastano. Quindi abbiamo iniziato questo ragionamento un anno fa con queste linee guida, che poi potete vedere sul linee guida o punti di un decalogo, come volete. Li potete vedere sul nostro sito pordenonedogsfest.it, e devo dire che questa iniziativa ha avuto anche, come accennava già Riccardo prima, un certo successo mediatico, e io mi sono chiesta ma come mai? Perché è una cosa abbastanza semplice in realtà, no? Ci sono dei suggerimenti come per esempio ridurre il consumo di carne, c'è appunto cercare di andare al cinema o comunque di spostarsi in modo più sostenibile, e poi c'è anche il calcolo dell'impronta, di cui parleremo poi con Francesca Bonemazzi. In realtà questo ci dice anche di come quando parliamo di sostenibilità parliamo di tanti aspetti della nostra vita quotidiana, e messi insieme fa un certo effetto, no? Pensare che facendo tutto insieme alla fine non sarebbe poi così difficile. Dove nasce l'idea del manifesto? Nasce proprio assieme al percorso fatto con l'Associazione dei Festival Cinematografici Italiani, che ha elaborato delle linee guida a cui un po' noi abbiamo cercato di così adeguarci, o comunque anche abbiamo preso qualcosa, ma altre cose le abbiamo fatte in modo diverso, perché poi ciascun territorio e ciascuna realtà ha le sue caratteristiche. Riccardo Volpe, voi che avete elaborato queste linee guida, questo percorso, a che cosa ha portato? Ci puoi illustrare le linee guida e poi raccontarci anche un po' qualcosa del vostro percorso come Biografilm? Come l'avete declinate voi queste linee guida? A te la parola. Sì, buonasera a tutti, grazie.
vista la platea non vi ruberò tantissimo tempo. Ovviamente, come dire, quando si parla di sostenibilità ambientale si parla di una serie comunque di azioni che sono congiunte, cioè non è che un singolo attore può svoltare quello che è la propria attività, appunto, quindi il coinvolgimento del pubblico e anche in termini di fiducia è molto interessante, molto importante. Proprio perché, soprattutto se parliamo lato, diciamo, di quello che può essere una manifestazione culturale, così come lo è il Pordenone Doc Fest o lo è Biografilm, spesso la cosa fondamentale è proprio anche quello che trasmettiamo, no? È quello che trasmettiamo al pubblico e sensibilizziamo da questo punto di vista. Il percorso con Afic, come diceva anche Elisa, è stato un percorso che è andato in una duplice direzione, no? Da un lato, appunto, cercare di creare quelle che fossero anche delle linee guida di attuazione, comunque di azioni molto semplici che potessero comunque trasversalmente ripercorrere tutta la penisola, perché l'Afic rappresenta ovviamente da nord a sud tutta l'Italia con i suoi festival, e ovviamente anche a livello architettonico le città sono differenti, così come anche a livello di servizi, a livello comunque appunto di quello che può essere la fruibilità di determinati spazi. Da questo punto di vista, appunto, un obiettivo era quello di creare comunque delle linee guida base, anche solo per cominciare a stimolare quello che potesse essere un'azione in quella direzione lì da parte dei festival. Questo lo dico perché le manifestazioni culturali spesso, come dire, hanno delle difficoltà non banali, economiche, anche per poter affrontare determinate cose. E al contempo, appunto, si svolgono in territori molto differenti tra loro. L'obiettivo, diciamo, l'altra direzione, che era anche quella comunque un po' di, tra virgolette, istituzionalizzare, comunque come dire, dare anche degli incentivi più che comunque da questo punto di vista di attuazione di queste che fossero appunto queste linee guida, che come vedrete saranno circa 10 punti, era un dialogo aperto sia con il Ministero della Cultura ma sia con il Ministero della Transizione Ecologica. Questo in un'ottica appunto di creare un protocollo, diciamo così, condiviso che potesse dialogare con tutto il territorio nazionale. Da questo punto di vista diciamo che proprio il tavolo, che appunto nasce nel 2021 all'interno di Afic, ha rappresentato proprio differenti festival, proprio con questa, come dire, proprio con l'obiettivo di andare a individuare quelle che fossero le esigenze più disparate anche a livello proprio di latitudine, no? Di quello che è il nostro territorio. Perché ovviamente faccio un esempio molto banale, riporto gli esempi della mia città, da dove vivo, cioè a Bologna banalmente l'acqua del rubinetto la puoi bere, a Palermo, ad Agrigento vi assicuro che è difficile poter utilizzare questo tipo di strumento per poter sensibilizzare il pubblico a non utilizzare appunto l'acqua convenzionata. Così come lo si può estendere a tantissimi altri aspetti, così come i trasporti, anche così come la mobilità cittadina in una città come Bologna, per esempio, o così come Pordenone posso immaginare, è molto semplice, sia in bicicletta sia comunque con dei mezzi pubblici. Oddio, mi è sembrata comunque. Ma anche, però diciamo che appunto in altre città che magari si sviluppano in collina è già ancora più complesso. Da questo punto di vista poi fortunatamente siamo riusciti ad arrivare appunto a circa 10 punti, sono 10 punti appunto di attuazione di quello che è le linee guida di sostenibilità, che sono state anche recepite dal Ministero della Cultura, che ha inserito lo scorso anno un incentivo in più all'interno del proprio bando per cercare appunto di ingaggiare il più possibile le singole manifestazioni. Da questo punto di vista la nostra esperienza poi personale come Biografilm, dato che il Ministero giustamente chiedeva comunque più che una certificazione, un'attestazione di quelli che fossero poi i punti che ogni festival sarebbe andato comunque a ottemperare o comunque prometteva di ottemperare rispetto a quello che era il bando. Lo dico perché qui c'è la collega Francesca, che è una delle rappresentanti. l'Emilia Romagna Film Commission nello specifico, dato che aveva avviato tutto un percorso di certificazione grazie a ARPA Emilia Romagna,
per la produzione dei film gli è venuta questa brillante idea di prendere noi come caso studi e come dire, darci l'opportunità, ecco, chiamiamola opportunità, di essere attestati dall'ARPA Emilia Romagna, che è molto attenta, puntuale, con le sue dovute e giuste verifiche. Quindi, come potrete vedere, appunto, sono tanti punti. Gli obiettivi erano più disparati, anche col dialogo con le istituzioni. E abbiamo questi 10 punti: si parla di mobilità sostenibile, consumi energetici sostenibili, stampa dei materiali, allestimenti, gestione dei rifiuti, produzioni gadget, gestione degli ospiti, sostenibilità alimentare, cultura ambientale, sostenibilità sociale, formazione e comunicazione. Ora, come potrete immaginare, non staremo qui a scorrere tutti perché sono comunque molto dettagliati, però non è che siamo dei geni, ok? Cioè basta anche un po' di buonsenso, no? Nell'applicare determinate cose, quindi quando parliamo anche di mobilità sostenibile, veramente l'esempio che portavi tu sul pubblico è bellissimo, anche da questo punto di vista ogni singolo festival ha tantissimi strumenti, può avere delle collaborazioni con l'azienda dei trasporti urbana, può incentivare appunto il pubblico a mostrare che si è mosso con i mezzi pubblici o con il bike sharing, il car sharing, così come la stampa dei materiali. Oggi viviamo nell'era digitale, pensare ancora alla produzione di migliaia e migliaia di cataloghi, programmi, per quanto possono essere oggetto come dire, di collezione per molti festivalieri, perché oggettivamente lo sono sempre stato, sensibilizzare il pubblico a guardare online direttamente il programma, così come può essere banalmente fatto con scaricare anche semplicemente un PDF tramite un QR code, sono tutte azioni che si possono fare semplicemente, in maniera semplice, e che, se raccontate bene, dialogate bene con il proprio pubblico, secondo me vengono anche accolte molto bene. Poi ovviamente ci sono, come dire, delle cose un po' ineludibili, no? in ogni festival. Non è possibile non avere un badge o un festival di cinema, purtroppo non sarà possibile neanche il braccialetto, perché comunque è un segno distintivo, ci vorrà del tempo per passare oltre. Ci sono anche un po' dei limiti oggettivi, le manifestazioni culturali godono sì di contributi pubblici, ma godono anche magari di contributi privati. Il contributo privato, la classica sponsorship, diciamo così, ha delle logiche commerciali un po' differenti. Porto un esempio di quest'anno: noi da 3 anni abbiamo intrapreso anche un percorso di, come dire, riutilizzare le stesse strutture, riutilizzare alcuni materiali anche di comunicazione in maniera generica. Quest'anno uno dei nostri principali partner, che ringraziamo comunque di essere con noi, che è Biper Banca, ha deciso che il logo non sarà più Biper Banca, ma è semplicemente Biper. Questo significa che noi abbiamo la metà dei materiali già pronti, li dobbiamo andare a riprodurre. Non possiamo, ovviamente, loro non possono in questo caso, come dire, accogliere questa nostra richiesta mantenendo comunque quello che è il brand del passato. Da questo punto di vista, appunto, la produzione dei gadget, la gestione dei rifiuti. La gestione dei rifiuti è una cosa che quotidianamente facciamo. Fare in modo che anche in una manifestazione che accoglie migliaia di persone sia ben visibile, sia ben raccontata, sia ben come dire, distribuita anche nei vari luoghi, è un'azione che non comporta un impegno particolare. Poi c'è, come dire, ci sono delle cose che magari ancora invece si fa un po' fatica a scardinare, no? Pensiamo alla sostenibilità alimentare. La sostenibilità alimentare, ok, la filiera corta, in una regione come l'Emilia Romagna, in una città come Bologna, se io ho degli ospiti internazionali, ahimè, cioè, è faticoso facciamo tutto vegetariano, facciamo tutto della filiera corta, è veramente faticoso, perché comunque uno dei punti di attrazione, soprattutto del pubblico che viene da fuori o dall'estero, vi sembrerà banale, ma è anche mangiarsi la tagliatella al ragù, e non è una cosa così che tu dici scusatemi un attimo, non possiamo noi comunque dare un'indicazione differente, però in realtà queste pressioni esistono. Un elemento che per esempio come dire, difficilmente una manifestazione media riesce oggi ancora a ottemperare è quello per esempio di quello che è il calcolo, no, della propria impronta ecologica e la relativa, come dire, poi compensazione
per arrivare a una carbon neutrality. Perché lo dico? Perché se da un lato quello che cerco di spiegare poi come responsabile all'interno del mio festival anche di questi aspetti, determinate azioni nel lungo periodo, nel medio e lungo periodo possono paradossalmente portare anche a una riduzione di quelli che sono dei costi, no? Perché ovviamente oggi un festival si deve dotare di una persona che faccia la sostenibilità ambientale, che poi di una persona che sia responsabile comunque della raccolta differenziata, che significa anche non solo mettere comunque le isole ecologiche con tutto ben delineato e informato e raccontato, significa anche, ahimè, a un certo punto avere qualcuno che va lì a verificare che la raccolta sia stata fatta correttamente ed eventualmente correggerla, il che significa guanti, mani nei è, come dire, successivo, perché quello è importante. Da questo punto di vista, piccolo orgoglio, lo scorso anno appunto la nostra multi-utility, che è poi quella che gestisce i rifiuti, con cui collaboriamo da 10 anni e oltre, è riuscita a testare oltre il 90% di quella che era la nostra raccolta differenziata. È stato un impegno, è vero, è stato un impegno, però il pubblico lo ha già capito, cioè ha già cominciato a vedere bene se il piatto è compostabile che va nell'organico e non va nella plastica, no? Quindi è sempre comunque un percorso. Da questo punto di vista ovviamente oggi la cosa un po' più ardua per molti manifestazioni è quella proprio del calcolo di quella che è la propria impronta e la successiva compensazione, perché ha dei costi oggettivamente non indifferenti in una fase in cui ancora è un'impronta molto importante. Se noi pensiamo che è vero, per esempio, le scelte che si fanno, per esempio sugli ospiti, si può incentivare il treno, ok? Molti ospiti, magari anche dall'estero, però non possono, quindi l'aereo è indispensabile. Così come però, d'altro canto, quello che cerco sempre comunque di raccontare anche ai miei colleghi e alle mie colleghe, soprattutto quando andiamo a parlare di economia, è vero che Biografim sceglie di avere degli hotel a distanza, diciamo, di passo, di camminata, walking distance, e questo ci costa quasi il doppio rispetto che prendere un hotel che si trovi a 1 chilometro dalle mura di Bologna. Al contempo però non ho degli NCC da dover utilizzare. Secondo me l'esperienza anche dell'ospite è molto più piacevole, perché comunque cammina, incontra la città, vede la città, però appunto sono azioni che inizialmente si fa forse fatica un po' a, come dire, a scardinare, a instillare anche nella propria organizzazione, ma che nel lungo periodo ti portano comunque a dei benefici, ma dei benefici anche di gestione, paradossalmente, perché comunque il nostro ufficio ospitalità oggi è molto più sereno, no? Da questo punto di vista, perché sa che l'ospite basta che gli dà l'indicazione dove raggiungere il posto e ci può raggiungere comunque a piedi. Un'ultima cosa appunto rispetto a quello che è tutto questa attività poi portata avanti anche da Afice di sostenibilità, è stata anche, come dire, in un qualche modo una mediazione tra quello che oggi possiamo identificare come il manifesto di quello che può essere la sostenibilità ambientale per un evento pubblico, cioè il CAM Eventi, a quello che può essere un percorso invece per delle manifestazioni culturali che hanno comunque delle capacità ancora anche a livello strutturale più, diciamo, inferiori. Questo è quanto. Non vi mostro alcuni dati anche di una prima rilevazione. Io ringrazio anche per questa ospitalità, questa opportunità. Un'ultimissima cosa, lo scorso anno, proprio ve lo raccontavo poco fa, dato che la Regione Emilia-Romagna ci piace essere sempre tra i primi della classe, la manifestazione di Biografim è stata presa come caso studi da questo punto di vista per inserire proprio l'attestazione e la certificazione dell'ARPA Emilia-Romagna per il Ministero. Questo è quanto. Ovviamente poi se ci sono delle domande. Grazie Riccardo Volpe. Rispetto a quanto accennavi, raccontavi, per esempio sul cibo, anche noi facciamo fatica a dire agli ospiti mangiate solo vegano, naturalmente, siamo in Italia, e poi c'è anche il rispetto delle scelte individuali. Quello che cerchiamo di fare è
dire che ci sono anche delle alternative vegane o vegetariane. E già questo, per esempio, per quanto riguarda i locali convenzionati, l'anno scorso ha portato uno dei locali a rimettere nel menù il burger vegetariano che aveva tolto. Quindi, come dire, sono piccole azioni quelle che facciamo noi, però possono avere piano piano un peso su quelle che sono le scelte un po' più ampie. Rispetto alla mobilità, vi racconto l'anno scorso cosa è successo. Noi abbiamo proposto agli ospiti di venire, come abbiamo fatto anche quest'anno, di venire in treno quando possibile, e questa lettera era uguale per tutti. E l'ha ricevuta anche l'autrice di un film sul cambiamento climatico che arrivava da Londra, e lei ha detto: ma io vengo in treno, va bene? Mi prendo, non so quanti giorni si è presa, e si è fatta questo viaggione lungo per l'Europa. A noi è costato parecchio, come potete immaginare, però abbiamo voluto fare questa azione, anche per dire, ecco, che ci sono effettivamente degli ostacoli oggettivi quando si fanno delle scelte di mobilità sostenibile, ecco, sostenibile fino a un certo punto. E tra le cose che abbiamo fatto l'anno scorso c'è stata questa stima dell'impronta di carbonio del festival, una stima perché alcuni dati non li avevamo, li abbiamo dovuti un po' stimare grazie appunto alla collaborazione con ARPA Friuli Venezia Giulia, ma ecco, chiaramente il calcolo dell'impronta serve poi per eventualmente, se si decide, compensare con delle azioni di riforestazione o di rinaturalizzazione sia in Italia ma anche all'estero. Ma serve anche a essere un po' più consapevoli. Questa azione ci ha anche aiutato a capire qual è l'area dove noi possiamo incidere per ridurre i nostri consumi energetici. Per esempio la struttura del cinema, come sapete, adesso è stata dotata di pannelli fotovoltaici, è stato fatto un intervento di efficientamento energetico, per cui c'è stato un intervento in questo senso. Ci sono altre aree dove è difficile incidere, no? Il fatto di chiedere, invitare le persone a muoversi in modo sostenibile, intanto può essere calcolato fino a un certo punto, perché non è che appena entri al cinema ti chiediamo come sei arrivato, quanti chilometri hai fatto in auto. Abbiamo cercato anche lì un po' di stimarlo, ma dai questionari che abbiamo raccolto l'anno scorso è emerso che l'utilizzo dell'auto privata in una città come Pordenone, che nonostante da chi arriva da fuori sembri una città dove è molto facile muoversi in modo sostenibile, in realtà le persone non si muovono così. Quindi perché è importante essere consapevoli di quante emissioni siamo responsabili? Francesca Bonemazzi. Grazie innanzitutto per l'invito. Allora, come Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, effettivamente noi tra le nostre attività, tra le molteplici attività sempre legate ovviamente all'ambiente, c'è quella della promozione degli strumenti di sostenibilità. Non c'è solo quella sull'ambiente, diciamo, su quello che viene portato verso l'esterno, c'è tutta la parte anche di informazione legata ai cambiamenti climatici, ovviamente, come potete immaginare. C'è anche tutta la parte di educazione ambientale. Perché? Perché proprio noi siamo convinti, ma non perché ce lo siamo inventato, è noto che questo della sostenibilità è un processo che va accompagnato, e noi in questo senso non siamo così bravi come i colleghi dell'Emilia Romagna che già si sono proposti addirittura come certificatori, come ente certificatore, però cerchiamo comunque di stimolare l'approccio verso una misura della propria sostenibilità. Ecco, su questo
punto vorrei un attimino spendere qualche minuto, sperando di non annoiarvi troppo. Il concetto veramente base, che può servire sicuramente a un festival, ma serve anche nella nostra vita quotidiana, è una cosa assolutamente estendibile a qualsiasi ambito, è proprio quello che se noi non sappiamo quanto consumiamo e quante CO2 produciamo, in che settori, in che ambiti le produciamo, anche nella nostra vita quotidiana, si fa anche fatica a pensare dove vado a ridurre. Ha senso che io faccia tanti sforzi magari per, non so, mangiare il pasto vegetariano e poi magari scopro che questo va a incidere in una quantità minima rispetto al fatto che tutti i giorni devo fare 50 km per andare a lavorare. Ovvio che si può agire su tanti fronti, non dico che si dovrebbe agire su tutti i fronti, quindi ovviamente una cosa non esclude l'altra, ci mancherebbe. Ma mentre nel privato possiamo effettivamente fare il ragionamento di operare su più fronti, ad esempio un'azienda, un ente, spesso ha delle risorse limitate e deve decidere dove allocare le proprie risorse per migliorare la propria impronta di carbonio. E come fa a saperlo, dove allocarla se non sa dove sono le parti più sensibili, cioè dove riesce ad avere un maggiore effetto con un minimo sforzo, con il minore sforzo perlomeno. Ecco, questo è, diciamo, un po' la base per la quale noi riteniamo che noi, ma insomma tutto il mondo scientifico, insomma, è convinto del fatto che se non si misurano le cose si rischia di fare greenwashing. Riprendo un attimo il concetto che aveva espresso un attimo fa il collega, che diceva sì, uno dei pericoli è proprio quello del greenwashing. E attenzione, perché il greenwashing, ve lo racconto in 2 secondi, anche se tutti quanti lo conosciamo, ma quando leggiamo le etichette del tipo eco-friendly, ecco, queste cose terrificanti, tipo tutto organico, fa bene al pianeta, ecco, queste cose così. Oltre a dare delle informazioni false e assolutamente non verificabili, magari anche vere, ma non verificabili, instilla nel consumatore una enorme diffidenza, perché ovviamente o ci si cade dentro con tutte le scarpe, per così dire, e allora magari non ci si rende conto, ma magari in un primo momento non ci si rende conto, ma poi dopo, riflettendo un attimo, si dice ma ok, ma perché mi dice questa cosa? In che termini posso verificare e in che modo mi può dimostrare che questa cosa è vera? Il più delle volte questo, molto spesso, non dico il più delle volte, ma molto molto spesso questo è greenwashing. E questa cosa che fa? Allontana le persone, i consumatori, da un'idea di fiducia verso quello che può essere presentato da un'azienda, in un prodotto, in un evento, in qualsiasi altra cosa. E si sente dire, voi anche lo sentirete, io lo sento costantemente, ma sì, quella cosa dicono così, ma poi chissà se è vero. No? C'è sempre questo alone di diffidenza che come facciamo a scardinare? A parte che a volte è veramente così, cioè la diffidenza è anche giustificata, ma anche quando non è giustificata, comunque toglie credibilità, toglie affidabilità ad un brand, ad un'asserzione di sostenibilità. Come combattiamo questo? Solo attraverso i dati, le evidenze scientifiche, le misure. Se non andiamo in questa direzione, spesso rischiamo di fare delle chiacchiere, oppure magari di fare anche delle cose buone, ma di non riuscire a portarle al consumatore e di non rendere credibile quello che diciamo. Ecco, questo è il grosso problema ed è il motivo per cui tra le attività che fa la nostra agenzia c'è proprio quella di promuovere degli strumenti che misurino in maniera scientifica. Ecco, noi purtroppo non accreditiamo, quindi non riusciamo ad arrivare al punto D, però intanto cerchiamo di avviare verso un percorso che deve cominciare a farci pensare anche a livello personale, ma io come vado a questo evento?
potrei andarci in maniera differente, magari leggo, non so, un qualcosa sulla raccolta differenziata dei rifiuti che mi spiega bene quanto sia importante, oppure mi dice dell'importanza dell'acqua non nella bottiglietta di plastica, perché magari mi mette a disposizione dell'acqua microfiltrata o dell'acqua di rubinetto. Ecco, tutte queste sono piccole pillole, piccole diciamo, contributi a far crescere la nostra consapevolezza e anche a incrementare la credibilità di certe cose, di certe asserzioni. E qui arriviamo all'impronta di carbonio. Scusate il pippozzo iniziale, ma era giusto per inquadrare un momento la questione e anche per dare, diciamo, valore alla motivazione per cui un ente regionale come noi si occupa di questi aspetti, per quale motivo dovrebbe farlo, no? Nel caso del Docs Festival noi abbiamo aderito a questo invito che ci è stato fatto e devo dire è stata una cosa molto stimolante, molto nuova. In realtà diciamo, calcolare un'impronta di carbonio su un evento non è una cosa tanto comune. Non si fa normalmente, si fanno dei calcoli di impronta di carbonio sulle organizzazioni, ad esempio, o sui prodotti. Quindi delle cose un po', quelle sono molto più standardizzate. Nel caso nostro abbiamo un po' inventato, diciamo la verità, alcune cose le abbiamo adattate, altre cose ci abbiamo ragionato insieme, però è stata, io credo, Elisa dimmi se sbaglio, è stata una fonte di crescita, anche di consapevolezza, di crescita, anche per noi dell'agenzia. Vi dico due parole sull'impronta di carbonio, altrimenti parliamo appunto senza spiegare che cos'è. L'impronta di carbonio è un calcolo che diciamo, trasforma tutte le attività, in questo caso di questo evento, in CO2 equivalente. CO2 è l'anidride carbonica. Quindi praticamente fa un inventario di quelli che sono i consumi, ad esempio di acqua, di elettricità, i chilometri che sono stati percorsi e li trasforma in CO2 equivalente. Come fa a fare questo? Scusate il tecnicismo, ma è un po' per spiegare perché altrimenti poi si perde un po' la motivazione anche di certe scelte e di certe cose. Per fare questo ci sono diciamo, dei fattori vengono chiamati fattori emissivi che si trovano in letteratura e che dicono se tu hai consumato X kilowattora, moltiplichi questi kilowattora per un fattore emissivo che sarà fatto di CO2 equivalente su kilowattora e quindi trovi le CO2 equivalenti corrispondenti a quel consumo di energia elettrica, quindi a quei kilowattora che hai consumato. Questo è un esempio. Quindi in pratica cosa si fa? Si vanno a prendere dei fattori emissivi di letteratura, si moltiplicano questi fattori per le attività che sono state svolte. Quali sono le attività che abbiamo monitorato? Sono state appunto l'energia, ad esempio, ma sono stati anche i chilometri percorsi, come sono stati i pasti che sono stati erogati. Per esempio, facciamo qualche esempio, come li abbiamo raccolti questi dati? Sono stati raccolti in maniera diciamo, stimata oppure in maniera puntuale e precisa? In alcuni casi in un modo, altri in un altro. Facciamo un esempio, nel caso del riscaldamento e dell'energia elettrica. Purtroppo in questo caso abbiamo avuto un po' di problemi a stimare quanta energia elettrica e quanta energia per riscaldare è stata consumata nel periodo dell'evento. Per quale motivo? Perché purtroppo non ci sono contatori specifici, in Cinema Zero c'è una difficoltà a separare quello che veniva consumato per l'evento da quello che invece era il consumo della scuola a fianco, se non erro. Come abbiamo fatto? Abbiamo applicato delle stime, quindi abbiamo calcolato una quantità di CO2 equivalente per metro quadrato, okay? Che ovviamente è una stima, è grossolana.
sicuramente, però intanto ci dà un'idea che magari la prossima volta che si farà l'impronta di carbonio, a parte che c'è adesso il fotovoltaico, quindi probabilmente ci sarà anche molto meno bisogno, ma è giusto per farvi capire qual è lo spirito, la prossima volta magari viene affinato questo calcolo e magari si riesce a calcolare effettivamente la quantità di CO2 equivalente consumata per riscaldare i locali durante il festival. Nel caso ad esempio del trasporto, allora alcuni dati erano conosciuti, ad esempio i dati del trasporto degli ospiti, penso che li sapevate veramente in maniera puntuale, per cui avete proprio fatto la somma di quantità di chilometri fatti in aereo, quantità di chilometri fatti in treno, perché ovviamente il fattore di emissione cambia, una cosa è andare in aereo, una cosa è andare in treno, una cosa è andare in auto, no? Potete immaginare che l'emissione è maggiore nel caso dell'aereo. E cosa è stato fatto? Nel caso quindi degli ospiti il dato era reale, nel caso dei visitatori andare a prendere uno per uno e chiedergli ma tu come sei arrivato, oggettivamente non era proprio facilissimo, per cui sono stati fatti dei questionari, no? Sono stati fatti dei questionari che hanno impegnato dei volontari, se non erro, degli studenti e ovviamente non per tutto il tempo, ma per un campione di visitatori è stata fatta questa verifica. Quindi questo è solo per darvi un'idea di quanto può essere complesso un calcolo di impronta di carbonio. E anche del fatto che può essere migliorato nel tempo, può essere fatto in maniera sempre più precisa, sempre più aderente alla realtà. E poi che ci facciamo con questo calcolo? Perché poi giustamente uno dice, vabbè, ho fatto tanta fatica, ma vediamo di capitalizzarla questa fatica, no? Allora, in questo senso le cose da fare possono essere varie. Sicuramente la cosa che è venuta fuori come risultato macroscopico è stato che su 49 tonnellate di CO2 equivalente di cui abbiamo fatto il calcolo, fatto con le stime che abbiamo detto, però alla fine è venuto un numero, ok? È venuto 49. Allora, di queste 49, l'80%, quindi 41 tonnellate di CO2 equivalente, erano dovute ai trasporti, ok? Per cui questo è già un dato importante. Tra l'altro non solo determinate solo dagli aerei, ma molto anche, soprattutto dalle auto dei visitatori. Per cui io avessi il compito di ridurre in tutte le maniere l'impronta di carbonio del festival, potrei pensare delle strategie fantasiose, non saprei quali, ma si può pensare a delle strategie per ridurre al minimo, cercare di ridurre proprio all'osso questo tipo questa parte che è andata a comporre il calcolo finale. Questo è un esempio. Dopodiché, ok, questo è importante. Dopodiché sono state fatte delle cose, sono state fatte già, a dir la verità, l'anno scorso. Devo dire, sono stati molto bravi perché il fatto di aver convinto alcuni ospiti a venire, come ha detto bene Elisa, il fatto di aver cercato di orientare, di comunicare molto bene con i visitatori in modo da abituarli a differenziare in un certo modo i rifiuti, i pasti vegetariani. Anche lì il pasto vegetariano, sì, vi dico una cosa, non per farvi confusione, ma siccome poi alla fine il calcolo è dovuto ad una appunto quantità di pasti per fattore emissivo, questi fattori emissivi sono fattori di letteratura. Lasciano un po' il tempo che trovano, se vogliamo. Potrebbe anche essere che un pasto magari locale, preso dall'allevatore vicino casa, no? Magari allevato in una certa maniera, eccetera, magari può ridurre queste differenze grosse che c'è tra un pasto vegetariano e un pasto magari a base anche animale. Per cui tutto va fatto con grande buonsenso. Non c'è diciamo, una regola generale, però questo aiuta a orientare. Un calcolo di impronta di CO2 non è la legge, però aiuta a capire,
a far capire anche al visitatore che viene o all'ospite certi meccanismi, certe cose che può migliorare, e poi aiuta gli organizzatori anche a muoversi nel termine, diciamo, migliore, nella maniera più efficace per andare nella direzione giusta, che è quella di rendere più sostenibile il proprio evento. Grazie Francesca Bonemazzi. L'intervento di Francesca Bonemazzi mi consente di passare la parola a Lorenzo Mattozzi, perché l'idea di invitare un architetto a questa tavola rotonda nasce proprio dall'osservazione dei dati e dal fatto che abbiamo un problema di mobilità in città e in generale, forse anche l'Italia ce l'ha, e quindi abbiamo guardato a uno studio internazionale e chiedendo a Lorenzo Mattozzi, a cui chiedo anche di presentarci un po' lo studio, perché voi lavorate molto anche dialogando con i vari portatori di interesse, quindi ci interessa molto questo aspetto del dialogo, dato che comunque noi siamo un'associazione culturale e possiamo creare delle reti e fare delle proposte quando troviamo degli interlocutori che ascoltano dall'altro lato. Quindi se ci dai qualche suggerimento su questo. Quasi utilizzerei questo microfono adesso, se posso. Sì. Ok. Allora, mi sentite? Sì, spero. Ok, grazie. Allora, stiamo registrando, quindi se stai un po' forse più vicino. sì, mi hanno detto che potevo stare anche così e di non toccarlo. Allora, innanzitutto ringrazio Elisa Cozzarini che ha invitato NVRDV a venire al festival, e ringrazio Cinema Zero, Pordenone Docs Fest e l'Ordine degli Architetti per aver organizzato questo evento. Io mi chiamo Lorenzo Mattozzi, sono di Venezia originalmente, ma da 7 anni vivo e lavoro a Rotterdam presso lo studio NVRDV. Sono architetto associato, mi occupo di vari progetti. Per 4 anni ho lavorato nel mercato asiatico su progetti per lo più cinesi e da poco più di 2 anni mi occupo di progetti in Germania. Per chi non conosce il tema di oggi di cui voglio parlare, il titolo è Oasi urbane rigenerando l'ecologia delle città, dove per ecologia intendo anche la relazione, cioè la relazione tra gli esseri viventi e l'habitat, e includo anche le persone e la relazione tra le persone e la relazione tra le persone e la città. Non è quindi solo ecologia in senso di ambiente naturale o di biodiversità, ma è una questione anche di rapporti tra i cittadini e la città. Per chi non conoscesse NVRDV, è uno studio che ormai ha più di 30 anni di esistenza. NVRDV è l'acronimo di Winnie Maas, Nathalie de Vries e Jacob van Rijs, e che sono tuttora coloro che portano avanti lo studio. Lo studio ha la sede principale a Rotterdam, e dove siamo più di 250 persone circa, e poi abbiamo una sede a Parigi, New York, Berlino e Shanghai. Abbiamo lavorato nel tempo su più di 1400 progetti di tutte le scale, e ci spostiamo a livello internazionale. Questa è la sede di Rotterdam, che è un bell'ufficio dove lavorare, e poi abbiamo le sedi staccate dove abbiamo diversi colleghi. Insomma, ogni sede più o meno raccoglie tra le 10 e le 15 persone. È uno studio davvero internazionale, raccoglie più di 32 nazionalità, di italiani ne siamo quasi una quarantina o forse qualcosa di più, e come studio ci occupiamo davvero di un pochino tutte le scale, dal master plan all'urbanistica, all'architettura e landscape interior, e questi sono alcuni dei temi di cui più ci occupiamo: le infrastrutture, l'uso misto, gli edifici ad uso misto, residenziali, uffici, spazi culturali, e la trasformazione e rigenerazione sempre più di strutture esistenti.
Questi sono alcuni dei progetti che hanno reso famoso nel mondo lo studio in passato. Forse ne conoscerete alcuni, ne riconoscerete alcuni. E questo mi porta a parlare, oggi vi parlerò in particolare vi racconterò due storie. Dal momento che siamo in un festival di documentari, vi racconterò due storie di progetti, di percorsi virtuosi, di progetti virtuosi, di rigenerazione dello spazio pubblico e anche di riappropriazione della natura di spazi altrimenti grigi. Il primo progetto ha anche a che vedere molto con l'accessibilità e lo spostamento all'interno della città e si chiama Seul 7017 Sky Garden. Per parlarvi di questo progetto, che è sostanzialmente il recupero di un'infrastruttura, di un cavalcavia, di un sovrappasso della stazione centrale di Seul, devo cominciare a raccontarvi un pochino la storia del sito, del luogo in cui si colloca. Come vedete da questa mappa, Seul 7017 si colloca in quello che è stato da sempre il centro storico e nevralgico della città. A 2 passi dal progetto c'è l'antica porta muraria della città, l'antica porta Namdaemun, la porta ovest, e dall'altra parte vedete la porta est e lì all'interno, quasi in un cerchio, si raccoglieva la città originale storica. Oggi Seul è un megalopoli di 26 milioni di abitanti e potete immaginare quanto sia cambiata. Questo per dire, adesso non mi dilungo troppo su questa parte, comunque la città è stata murata per diverso tempo, quasi fino alla fine del XIX secolo, e solo sotto il dominio giapponese, tra il 1910 e il 1945, comincia a svilupparsi in maniera diversa e ad allargarsi. E questo allargamento e questa progettazione della città futura comporta anche l'arrivo delle ferrovie, e quindi la vecchia stazione di Seul del 1925 è ciò che marca, diciamo, il passaggio al trasporto pubblico. Tra il 45 e il 50 la Corea viene divisa al 38° parallelo, che non è poi così distante da Seul, e questo, la guerra di Corea che ne segue tra il 50 e il 53, bombarda pesantemente Seul, bombarda pesantemente la stazione che vedete anche nelle foto, e però, come poi vedremo se ci arrivo nell'ultimo esempio per Rotterdam, la demolizione della città, del centro della città, è l'occasione per ripensarla la città. Purtroppo, come spesso avviene dagli anni 50 in avanti, la città viene ripensata solo ed esclusivamente per l'automobile. Qui potete vedere uno schizzo di Kim Swoo-geun, che è un famoso architetto coreano, in cui praticamente l'unica cosa che si capisce è che l'infrastruttura viaria è molto importante e già si intravede il cavalcavia di cui andrò a parlare. Questo cavalcavia della stazione centrale, in quanto i binari ovviamente tagliavano la città in 2 parti. Negli anni '80 il cavalcavia, proprio per la sua posizione nevralgica, diventa inconsapevolmente, diciamo così, un teatro e protagonista delle manifestazioni per la democratizzazione della Corea, e quindi entra nell'immaginario non solo dei cittadini di Seul, ma anche dell'intero paese che guarda a questi movimenti politici. Nel 2015 ormai questa infrastruttura, questo sovrappasso automobilistico risulta assolutamente desueto e in degrado. Nel frattempo la città è cresciuta in maniera esagerata, la stazione centrale gode di un sistema di metropolitana sottostante da fare invidia a qualsiasi altra città, c'è quindi una capacità di movimento capillare dentro la città anche attraverso il trasporto pubblico. Dare ulteriore spazio alle automobili sembra non più necessario. D'altra parte però
il sovrappasso ha una funzione, ossia il sovrappasso potrebbe facilitare dal punto di vista dell'amministrazione il passaggio invece dei pedoni, perché, perché attualmente prima del nostro progetto i pedoni dovevano fare un ampio giro e passare sul ponte che si vede più a nord. Quindi questa era l'infrastruttura come si presentava nel 2015, si decide di abbandonare l'infrastruttura in quanto strumento per le automobili, per il trasporto viario e prima di rinnovarla ovviamente bisogna rigenerarla, bisogna cominciare a restaurarla perché l'infrastruttura è veramente in pessime condizioni. E come si arriva, diciamo, da un punto di vista politico delle scelte dell'amministrazione a fare una scelta così che in qualche modo è in controtendenza rispetto alla crescita della città fino in quel momento? La Corea del Sud per diversi anni, fino a 15 anni fa, era uno dei paesi in assoluto più inquinati al mondo. La città di Seoul aveva una quantità la Corea in generale aveva una quantità di decessi di pedoni a causa di incidenti stradali superiore a ogni altro paese sviluppato e la Corea decide che vuole in qualche modo riaffacciarsi alla vetrina del mondo sotto un'altra veste. La prima occasione è la preparazione per il campionato mondiale FIFA insieme al Giappone, in cui la Corea assolutamente non vuole sfigurare. Quindi si fa avanti, diciamo, l'intenzione di presentarsi come un paese moderno che fa delle scelte, diciamo, più sostenibili, più salutari per i propri cittadini e un grande protagonista è il sindaco di Seoul dal 2002 al 2006 che poi grazie al successo diventa anche presidente della Corea tra il 2008 e il 2012. E viene considerato un salvatore della patria sostanzialmente. Qui lo vedete che si bagna i piedi in quello che è forse la sua più grande opera infrastrutturale, che è la rigenerazione e il recupero del fiume Cheonggyecheon, perdonate la mia pronuncia, e come vedete prima e adesso, prima era un'arteria praticamente un'arteria autostradale all'interno della città, si decide di dare meno spazio alle macchine, di rallentare il traffico e di riportare il fiume alla luce e dotare questo, trasformare questo in uno spazio pubblico per le persone. Qui vedete le immagini, ritorna il verde, l'ecologia, la biodiversità. Successivamente nel decennio tra il 2011 e il 2020 il sindaco di Seoul diventa Park Won-soon, che è poi l'interlocutore con cui noi ci interfacceremo. È della sua amministrazione l'idea di trasformare questo viadotto e devo dire una scelta da parte dell'amministrazione davvero lungimirante. Pensano quasi a tutto, noi architetti dobbiamo fare relativamente poco, perché pensano al branding, hanno già una data in mente per la realizzazione, cioè il progetto si chiama da subito 7017, quindi mettendo per chiaro che nel 2017 si deve inaugurare. Ovviamente questo numero 17-70 ritorna in più parti e partecipiamo al concorso. Vedete hanno anche già il marchio in cui le gambette dei pedoni sono rappresentate e quindi questo cavalcavia da simbolo inconsapevole della modernizzazione della città diventa un simbolo cosciente della rigenerazione urbana e dello sviluppo sostenibile. In cosa consiste la proposta vincente e perché abbiamo vinto? 2 mesi di concorso. Quello che noi proponiamo è di dotare questa struttura di verde e soprattutto di verde possibilmente di alberi, non solo di verde raso, ma di alberi,
e intendiamo la struttura come un organismo vivente che possa espandersi oltre i propri confini e crescere nel tempo. Proponiamo quindi non solo un progetto limitato, ma una strategia per la città da applicare possibilmente anche in futuro. Quindi è un albero a cui si possono aggiungere dei rami, che sono le connessioni urbane e pedonali, e sempre in maniera più capillare. Quindi questa infrastruttura sì, aveva già dei collegamenti e delle rampe, ma noi ne aggiungiamo di superiori e rendiamo l'infrastruttura accessibile a chiunque, quindi ascensori, scale mobili, scale normali, rampe. Quindi, e lo intendiamo come un organismo che in qualche modo va a contaminare in maniera positiva tutto l'intorno. Questo è il piano che noi proponiamo, cioè un piano che non si limita solo al progetto di per sé, ma che potenzialmente contamina tutti gli spazi verdi circostanti. D'altra parte piante, insetti e uccelli non hanno bisogno, non sono limitati dalla connessione fisica, e quindi riportando la natura al centro della città probabilmente si genera un effetto benefico anche sulle aree circostanti. Quindi un'infrastruttura come catalizzatore urbano, un tramite delle connessioni naturali tra le aree verdi anche quando non sono fisicamente connesse, e di fatto un orto botanico e un giardino pubblico sopraelevati, un vivaio urbano, cioè l'idea è anche di far crescere delle piante lì per poi portarle altrove. Quindi i punti di forza della nostra proposta in quel concorso erano la miglioria dell'accessibilità e sicurezza pedonale, la promozione anche a livello educativo e miglioria della biodiversità, la strategia complessiva per collegare e contaminare gli spazi circostanti, la semplicità, tutto sommato, della proposta e la fattibilità in termini economici nelle tempistiche richieste, la flessibilità e adattabilità nella proposta nel tempo e la soluzione tecnica per poter piantumare alberi a basso e medio fusto, unica proposta unico gruppo che fa questo tipo di proposta. Quindi i temi sono la biodiversità, l'accessibilità, e questa è, diciamo, la sonometria della nostra proposta, e in dettaglio come si configura questa proposta. Ci sono elementi di accessibilità e attivazione, e questi qui ne vedete alcuni esempi, sono scale piuttosto che ascensori, scale mobili, ponti aerei, cioè colleghiamo la struttura non solo allo spazio pubblico ma anche allo spazio privato, cercando in qualche modo di rompere questa dicotomia. All'inizio viene chiesta agli edifici circostanti chi voglia collegarsi al ponte, sono relativamente pochi gli edifici che decidono di collegarsi. Successivamente all'apertura e al successo dell'infrastruttura molti altri ne faranno richiesta, ovviamente sarà molto più difficile assecondarli in quel momento. Fatto sta che questa infrastruttura attiva anche un piano negli edifici privati che altrimenti non sarebbe attivato. Quindi qui vedete un caffè a un piano superiore dove normalmente non esisterebbe. Quindi ci sono gli elementi attivatori, è una passeggiata che è ricca di situazioni, di chioschi, caffè, giochi e di attività commerciali anche, e gli elementi attivatori hanno anche un loro proprio disegno, un disegno quasi scherzoso, quasi ludico, e vengono quindi, diciamo che gli elementi in aggiunta hanno ciascuno una funzione molto specifica all'interno di questa strategia. Qui vedete l'esempio di una piantumazione in cima ad un caffè, questo è il caffè lungo il percorso, padiglioni per il tempo libero, ci sono attività ludiche, anche l'idea di rendere questa infrastruttura veramente, quando si parla di accessibilità, non solo accessibilità nel senso di capacità di accedervi, ma accessibilità per tutti, di tutte le età, nel senso qui ci sono attività per persone davvero di ogni età. E tra l'altro le persone che più hanno adottato questa infrastruttura sono proprio bambini e anziani,
perché si sentono in completa sicurezza, possono attraversarla alla velocità che vogliono, qui ci sono addirittura dei trampolini, e in alcuni casi la trasparenza, far vedere la struttura originale, cioè far prendere coscienza alle persone che questa infrastruttura era un'altra cosa e che c'è comunque il traffico che vi passa sotto. Quindi ho già detto delle fasce più deboli della popolazione. In termini di biodiversità c'è un progetto molto elaborato sulla biodiversità, ci sono 50 famiglie, 228 specie botaniche, 24.000 piante tra alberi, arbusti e fiori che vengono piantate. Il parco lineare è disposto secondo l'alfabeto coreano, è concepito in un insieme di piccoli giardini. Siccome le piante vengono, diciamo, associate e raggruppate in 17 giardini per ordine alfabetico, ci sono degli accostamenti abbastanza singolari e comunque questo rende anche, fa sì che in qualsiasi stagione ci sia cambi e questi accostamenti siano sempre abbastanza sorprendenti. Quindi ogni giardino, ognuno di questi 17 giardini ha una propria composizione, un proprio profumo, un colore, un'identità e ovviamente cambia durante le stagioni. Quindi è veramente un vivaio urbano che alleva alberi e piante e si diceva anche potenzialmente per gli ambienti circostanti. Un albero comincia a crescere lì e poi viene trapiantato altrove. Ci sono 645 vasi e recipienti per piante di tutte le dimensioni. Ogni pianta viene diciamo, schedata e viene presentata, e quindi un valore anche appunto educativo la tassonomia delle piante. E qui vedete le varie tipologie di piante, ci sono anche piante acquee, diventa un luogo anche per le scolaresche, per la ricreazione e la didattica con la natura. I tempi anche incidono sulle emissioni di carbonio ci sono voluti, tra virgolette, solo 17 mesi di costruzione dal gennaio 2016 al maggio 2017. All'inizio è stato semplicemente svuotato il cavalcavia e segnato con dei cerchi, con della pittura a terra, quello che sarebbe stato il progetto futuro, questo per la comunicazione con la cittadinanza. E poi piano piano si è proceduto sempre più speditamente alla vera e propria realizzazione del progetto, che tra l'altro proprio perché parlando anche di emissioni di carbonio, proprio perché il progetto è fatto di elementi, diciamo, puntuali, elementi verdi puntuali, questi elementi verdi, quando più pesanti, vanno ad assecondare la struttura esistente e quindi non c'è stato bisogno di rinforzare estremamente né la soletta di calcestruzzo né la struttura sottostante, cosa che gli altri raggruppamenti non avevano proposto e quindi si dovevano dotare di una struttura molto più rinforzata. Questo è il risultato all'apertura, il giorno prima dell'inaugurazione e il giorno dell'inaugurazione potete vedere la quantità di persone, c'è anche il sindaco nascosto e asserragliato. Ed è da subito è stata veramente adottata, è un'infrastruttura che evidentemente non solo è piaciuta ma era evidentemente necessaria. Anche giochi con l'acqua. L'illuminazione è anche un elemento di progettazione importante, soprattutto in un progetto di questo tipo. Non volevamo contribuire diciamo, all'inquinamento luminoso, e quindi abbiamo adottato un'illuminazione azzurra, blu, una tonalità fredda e tenue in contrasto con le luci della città, perché la luce blu attenua l'impatto negativo su piante ed animali. Inoltre la luce blu è direttamente correlata alla produzione di clorofilla. Quindi le piante, diciamo, durante la notte producono steli e foglie più robusti grazie a questo tipo di illuminazione.
Valutazione e riscontro, questa è una cosa che spesso facciamo ad NVRDV, nel senso, e soprattutto con le amministrazioni e con le associazioni con cui ci interfacciamo, cerchiamo, così come per l'impronta di carbonio è importante il calcolo, per stabilire anche delle scelte, e anche alla fine di un progetto per noi è importante stabilire dei valori o dei numeri. Qui c'è un riassunto, la cosa principale è che ha ricevuto più di 20 milioni di visitatori in 2 anni. Ha poi dato luogo a 1000 mini progetti legati a questa infrastruttura, ha un impalcato in calcestruzzo armato di solo 26 cm ed è stato un progetto piuttosto veloce, anche perché con uno spreco di materiali bassissimo, perché quasi tutto prefabbricato. Quindi oltre ai 20 milioni di visitatori nei primi 2 anni, l'impatto economico, sociale e di immagine è superiore a quello di molti altri edifici costruiti a Seul in quella stessa area, in tempi recenti. È stato pubblicato un po' ovunque e ha ricevuto da subito un riscontro anche a livello di premi. Già nel 2018 il Time lo considerava una delle destinazioni più interessanti al mondo, e questo a meno di un anno dall'inaugurazione. La risposta della natura: se il progetto si presentava così, diciamo a poco tempo dall'inaugurazione, col tempo il progetto ha cominciato a presentarsi così. Quindi quando si dà spazio alla natura nella città, poi in genere la natura risponde. Qui vedete appena inaugurato e poi, no, appena inaugurato e 2 anni successivi. E questo è durante la stagione autunnale. Concludo su questo progetto con le parole di Gerhard Reinmuth dello studio Terroir, che dice che sebbene questo progetto non è comparabile alla High Line di New York, che è ben più conosciuta, ma ha la stessa importanza perché dimostra l'efficacia di un'amministrazione locale in grado di compiere mosse strategiche significative sul modo in cui la città si evolve. Descritto questo, descriverò in maniera un pochino più veloce, non voglio dilungarmi troppo, anche quest'altro progetto. Ci spostiamo dalla Corea, ci spostiamo un po' più a sud-est, da un clima continentale passiamo a un clima subtropicale, siamo a sud-ovest dell'isola di Taiwan, a Tainan, una delle città, forse la città più antica dell'isola di Taiwan. Parlerò di questo progetto che si chiama Tainan Spring e di nuovo vi racconterò la storia e come questo progetto arriva a noi e in qualche modo come noi abbiamo contribuito a questo. Questa è una mappa girata di Taiwan, il nord in questo caso è a sinistra, e questa è una mappa storica del 1640. Quello che è importante vedere in questa mappa è che in quel quadratino rosa ci sarebbe la città di Tainan, che però all'epoca di fatto non c'era, perché la costa in quella parte di Taiwan è una costa molto frastagliata, fatta di lagune, di montagne che vanno direttamente a cadere sull'oceano, ma anche di spiagge o di mangrovie. Quindi la città, diciamo, non esiste, la città mano a mano viene creata, la laguna viene bonificata, questo è il sito che in questione. In questo caso anche questo è frutto di un concorso del 2015, anche in questo caso è l'amministrazione che ha già fatto delle scelte coraggiose e noi cerchiamo semplicemente di prestare la nostra capacità di visualizzare le scelte dell'amministrazione. L'amministrazione voleva da un lato trasformare, parliamo di una T, lungo Haiyan Road, che vedete lì, è una strada, un'arteria principale. Qui siamo nel centro di Tainan. L'arteria Haiyan Road è una strada, era una strada di veloce percorrenza e con tante corsie, difficile da attraversare per i pedoni, rumorosa e inquinante,
quindi vuole in qualche modo interrompere questo tipo di traffico e trasformare ridurre le carreggiate, riportare i pedoni, riportare il verde, riportare in quel caso questa oggi viene chiamata Haiyan Art Road, ci sono una serie di sculture, un parco di sculture, e poi soprattutto andare a riallacciarsi al Tainan Canal, passando per quello che era anticamente un porto e che poi era stato soppiantato da un centro commerciale. In qualche modo questo si riallaccia all'immagine successiva, Zhongzheng Road, la visuale verso l'acqua era stata bloccata e in qualche modo si vuole ripristinare. Perché è importante l'acqua? Tainan è una città che da sempre si fa forza sull'industria ittica, sulla pesca e sul porto, e quindi da sempre è una città che vive l'acqua e l'acqua entrava molto nella città, adesso lo vedremo. Questi sono i tipi di costa che si trovano là intorno, paesaggi anche meravigliosi. I paesaggi sono meravigliosi, ma la città di Tainan è terribile, è grigia. E a ridosso di Tainan ci sono delle montagne verdi molto molto belle. Questo è il distretto storico dei Cinque Canali, dove si colloca poi il nostro progetto. Ovviamente, come dicevo, questa è la mappa storica di Tainan nel 1904, prima di tutte quelle bonifiche. Dove vedete la T rossa è l'area di progetto e tutta quell'area lì, estesa tutta a sinistra, sarà poi bonificata, quello che oggi è il vero centro di Tainan. Qui una mappa storica del 1928, quando viene creato il Tainan Canal, che è quell'aggomito, quella parte ad L. Le parti di acqua l'acqua viene mano a mano nascosta o deviata. Qui nel 1945 cominciamo a vedere quella insenatura nel riquadro rosso, che è il porto che affaccia sul canale di Tainan, e poi arriva alla fine degli anni 70, si decide che tutto sommato quel porto forse non è più, appartiene a un'altra epoca, non è più necessario, i pescherecci si pesca in maniera diversa, non c'è più bisogno di avere quel tipo di imbarcazioni che arrivino direttamente al centro, e quindi si trasforma quello che era un porto in un centro commerciale e viene proprio collocato sopra. Un centro commerciale, questo è il rendering del 1982, questo è un rendering degli interni, poi costruito nel 1983. Come vedete, lì dove vedete il centro commerciale c'era l'acqua. Dopo 20 anni questo centro commerciale, che già nasce male, diciamo, sta anche peggio. Viene soppiantato ovviamente dall'e-commerce, da centri commerciali decisamente più attraenti, e quindi l'amministrazione si pone il problema di dire che cosa ce ne facciamo, cioè lo vogliamo rimuovere, ma come? O forse lo dovremmo riutilizzare, o forse lo dovremmo trasformare. La proposta vincente nostra è una proposta per sottrazione. Noi diciamo sì, demoliamolo, ma al posto del centro commerciale lasciamo un buco, cioè non andiamo neanche a togliere le fondazioni del centro commerciale, che inciderebbero ancora di più sulle emissioni di CO2 e dovendo diciamo, riempirlo poi questo buco anche andrebbe ad incidere sulle emissioni di CO2. Il master plan chiama è un master plan completo, io in questo momento mi soffermo solo sulle piscine, tra virgolette, e quindi il nostro concept è piuttosto semplice: riprendiamo il concetto della laguna, riportiamo la natura in città e riportiamo l'attività e la socialità. Questo è uno dei primi rendering in cui quindi decidiamo veramente di trattare diciamo, i piani interrati, quelli che erano i piani del parcheggio, che sono 2 piani, come rovine romane
e di lasciarle a vista e di lasciarle nella loro, in un certo senso, bruttezza anche, ma a memoria di un luogo che comunque era stato un luogo importante. Comunque quello shopping mall nella città di Tainan aveva una certa importanza, c'erano persone cresciute che avevano comprato una serie di prodotti in quel posto. Quindi l'idea è di non cancellare completamente la traccia, ma di veramente trasformarla. Questo è il master plan completo e questo è specifico di Tainan Spring. Questo è a livello stradale, c'è una piazza sulla destra e poi la traccia sotterranea. E questo invece è proprio le due piscine con tutti gli steli, diciamo, tutte le colonne che derivano dal parcheggio, e decidiamo di portare l'acqua dentro, di portare l'acqua e il paesaggio che è scomparso da quella zona. Ovviamente non basta solo fare questo, bisogna attivarlo, bisogna portare spazi educativi, bisogna portare bar, spazi di ristorazione, c'è anche uno spazio per spettacoli, ci sono delle aree di lettura e la nostra grande lotta è che volevamo che la piscina fosse veramente, che l'acqua arrivasse almeno a 70 cm se non 1 metro, ma poi per questione di sicurezza il compromesso è stato 50 cm in modo che sia sicuro per tutti. Questa era una sezione diagrammatica e quindi poi comincia la demolizione di questo luogo, si decide di lasciare molto delle tracce al grezzo, semplicemente ovviamente rivestendole per evitare la ruggine o ulteriore degrado, e da questa immagine si passa a questa e successivamente si passa a questa. E quindi le rovine di un centro commerciale diventano veramente un'oasi urbana, un'oasi d'acqua, qualcosa di completamente inesperato e peraltro col fatto che è leggermente semi-interrato, diciamo così, c'è diciamo una tranquillità, un isolamento sonoro dal livello stradale ottimo, e in più ci sono spazi laterali ad uso per varie attività che sono coperti, perché ricordiamo che siamo a Tainan, dove la temperatura più fredda sono 16 gradi durante l'anno. Quindi è un'infrastruttura che si può usare praticamente tutto l'anno e in particolare nei mesi estivi, quando veramente fa caldo, ci sono anche dei getti di vapore per rinfrescare le persone. È una infrastruttura nuovamente che ha grande successo con le diciamo, categorie più deboli della società, in particolare i bambini che vedete come si divertono a esplorarlo, come se fosse archeologia, diciamo così. Ed è tuttora in uso, ha avuto un successo immediato, ma tuttora è un progetto. Ecco, qui vedete il vapore per rinfrescare nelle giornate più afose. Ovviamente queste foto sono prese forse a 2 settimane dall'inaugurazione. Un progetto di questo tipo ha bisogno di 3-4 anni per mostrare veramente la natura rigogliosa. E anche la sera c'è un'illuminazione delicata che lo rende un posto piuttosto speciale. Sono 54.000 metri quadri di superficie restituiti alla città e soprattutto sono spazi per lo più per i bambini, che è una cosa che spesso, una categoria che viene spesso dimenticata. Non so se è troppo tempo oppure se posso concludere con un terzo tema che ha sempre a che vedere con la valorizzazione dello spazio pubblico, meno diciamo con l'aspetto della vegetazione, della natura, del ritorno della natura, ma ha a che vedere con gli eventi temporanei, quali il festival in cui siamo. Quindi il tema qui sono installazioni temporanee della quinta facciata e andrò a spiegare. Arriveremo a parlare di questo progetto nello specifico, ma c'è un percorso che porta a questo progetto, che è un percorso abbastanza lungo di NVRDV,
Ci siamo spostati adesso a Rotterdam, una città tra virgolette paradiso per gli architetti, perché è sempre in trasformazione, dove tutto è possibile. Lì c'è la nostra sede, la stazione centrale, il Ponte Erasmus. Diciamo che in quel triangolo si colloca il centro cittadino. È una città, rispetto a Tainan e Seul, dove si parla di milioni e milioni di abitanti, è una città veramente piccola. Rotterdam nel 1930 si presenta così, una città come tante altre città olandesi in cui dominano canali, tetti a falde, casette a schiera, una città carina. Purtroppo nel 1940, il 14 maggio del 1940, il Rotterdam Blitz tedesco, con l'obiettivo di spezzare la resistenza olandese, distrugge il centro della città, e il 15 maggio i Paesi Bassi si arrendono. Questo è quello che rimane del centro cittadino, in parte della Laurenskerk che vedete in fondo. In primo piano ci sono il municipio e le poste e poco altro. Questa è una mappa abbastanza, quel bianco che vedete è la città che è scomparsa. Queste chiaramente sono foto fatte dopo aver rimosso i detriti. Quindi la domanda subito viene, che tipo di città dobbiamo ricostruire, andiamo a ricostruire? Da città storica si passa subito, come nell'esempio di Seoul e come anche nell'esempio di Tainan, quando c'è la possibilità, in quel periodo, negli anni 50 e 60, la città viene disegnata di nuovo per l'automobile. Quindi anche Rotterdam viene disegnata in maniera completamente diversa da com'era, vengono interrati anche molti dei canali cittadini, e quindi dalla città storica si passa alla città moderna, e ora si sta passando alla città verticale. Questa città moderna ha creato nel centro storico un chilometro quadro di superfici piane, i tetti delle città, e nel comune di Rotterdam ci sono 18,5 chilometri quadri di coperture piane. Se a questa informazione, tra l'altro, se a questa informazione aggiungiamo anche che i Paesi Bassi stanno vivendo una crisi abitativa fortissima, attualmente mancano almeno 400.000 case, a Rotterdam ne mancano perlomeno 50.000, l'Olanda si prefigge di creare 1 milione di nuove abitazioni entro il 2030 e probabilmente ne dovrà creare un altro milione tra il 2030 e il 2040. Per una popolazione che ha oggi 17 milioni di abitanti, questo vuol dire aumentare forse di 6-8 milioni di abitanti ulteriormente, cioè quasi del 50%. Sono stime pazzesche. In più l'Olanda è un paese composto da terreni bonificati, sotto il livello del mare, con la più alta densità in Europa, se togliete il Vaticano e Monaco. Quindi uno dei paesi in assoluto più sviluppati, con la più alta densità al mondo. Come si può affrontare? Si può solo, tra virgolette, andare in altezza, ma forse possiamo anche utilizzare degli spazi che non sono utilizzati. Questi 18,5 km quadrati di superfici piane potrebbero essere trasformati. Allora, se anche si costruisse solo sul 10% di tutta quella superficie, con un coefficiente di copertura del 50%, un massimo di 2 piani, già si potrebbero creare 15.000 appartamenti, che sarebbe già un terzo del fabbisogno di Rotterdam. Questo tipo di investigazione fa parte del modus operandi di NVRDV, che non solo fa progettazione ma fa anche ricerca in contemporanea. La ricerca, i dati fanno parte del DNA di NVRDV da subito. Del 1999 è la pubblicazione Metacity Data Town, in cui si comincia a introdurre il tema dei modelli computazionali per la progettazione e la visualizzazione della città futura. Del 2019 è Solarscape in collaborazione col Comune di Rotterdam,
e il Rooftop Catalog del 2021, anch'esso in collaborazione con la città di Rotterdam, di cui poi andrò a parlare. Solarscape è un modello computativo per la città di Rotterdam che visualizza le conseguenze delle politiche abitative e del regolamento edilizio sulla qualità della luce naturale e propone praticamente una città senza ombra nello spazio pubblico. E si propone di passare da vincoli assoluti nella città a vincoli performativi, cioè invece di dire si può costruire solo fino a questa altezza perché la torre della città più alta è quella, la torre storica è quella, dire no, prendiamo dei vincoli performativi, se riusciamo a costruire una torre più alta ma che genera meno impatto sull'ambiente, in questo caso, nel caso specifico sull'illuminazione dello spazio pubblico, ben venga. Questo è uno dei primi progetti che mette, diciamo, in atto questa strategia di colonizzazione dei tetti. È un piccolo edificio a Rotterdam, un edificio una casa laboratorio e la necessità di densificare porta a creare uno strato superiore che viene chiamato Diden Village. E questo strato superiore, il tetto, lo chiamiamo la quinta facciata, di cui ci dovremo occupare. Parlando della quinta facciata, adesso entro nel merito delle installazioni temporanee e del dialogo anche con vari interlocutori all'interno della città. In questo caso un interlocutore per noi importante è Rotterdamse Dak en Dagen, che chiamerò da qui in avanti RDD, che organizza le giornate sui tetti di Rotterdam, il Festival delle coperture piane. È un evento annuale di 2 giorni nel mese di maggio, durante i quali viene concesso l'accesso a tetti normalmente inaccessibili. Il festival propone un programma denso di attività e di eventi. E l'idea è di far vedere quali sono le possibilità di questi tetti. Vengono allestiti giardini per l'occasione, vengono allestiti ristoranti, pop-up. La stessa associazione si occupa di gestire da Kaker il tetto campo sullo ski block e questo è come un campo, diciamo, è una specie di test continuo sulle possibilità di fare urban farming in città, di coltivare ortaggi, fiori ed erbe commestibili. È di fatto una fattoria di 1000 metri quadri in cima a un edificio e è il più grande tetto coltivato all'aperto dei Paesi Bassi e uno dei più grandi d'Europa. È un luogo di convivio, di socialità, è un luogo di educazione scoperta, ci sono le scolaresche, di gioco e anche di sorpresa, dove puoi mangiare anche dei fiori. C'è anche sul tetto del padiglione, che è un padiglione caffè, quindi questo tetto è accessibile a tutti nell'orario di funzionamento del caffè. Su questo tetto è stato impiantato, per esempio, un sistema chiamato Smart Roof per la gestione delle acque meteoriche. Questo sistema semplicemente è un sistema elettronico collegato alle previsioni meteoriche che consente di mantenere nel pacchetto verde l'acqua fin quando c'è siccità e c'è bisogno di evaporazione per dare acqua alle piante, mentre invece si svuota in automatico restituendo l'acqua agli uffici che sottostanti in previsione di pioggia. Previsione di pioggia in Olanda non è che sia molto difficile da fare praticamente tutti i giorni. E poi successivamente all'evento meteorico c'è lo stoccaggio, ovviamente il ciclo continua. Questo mi porta a parlare della Scala. Posso andare avanti o Magari... chiudo? Ecco, il pubblico dice di andare avanti. Vado avanti? Allora, sì, grazie. Allora, nel 2016 la città di Rotterdam vuole festeggiare i 75 anni dall'inizio della ricostruzione urbana. Organizza un festival di diversi mesi, più di 100 progetti, raccoglie 75 storie di persone e chiede a noi di realizzare un progetto, diciamo, speciale, qualcosa di speciale per l'occasione.
facendo riferimento a quello che è stato fatto in passato a Rotterdam, quando ci fu la prima Floriade. Floriade è l'esposizione internazionale del giardinaggio del 1960, in cui venne costruito l'Euromast, oggi simbolo della città, ma addirittura temporaneamente una cabinovia che passava sopra il parco. Nel 1970 per C70, che sta per Comunicazione 70, che è un evento nuovamente organizzato dalla città per discutere del futuro della città, cioè lì in quel caso era a 30 anni dalla ricostruzione, le persone non erano contente di come la città si stava evolvendo, la città decide di organizzare 5 mesi di dialogo e riattiva il centro, che non era attivo in quel momento, mettendo anche in quel caso vedete anche delle seggiovie che passavano ad anello lungo la città per far vedere la città dall'alto. Quindi questo tema di vedere la città dall'alto, osservarla, poterne parlare, è importante e quindi la questione è bisogna trovare un luogo storicamente significativo, centrale e di facile accesso, un luogo elevato per osservare la città moderna, ma anche facilmente raggiungibili a piedi da moltitudini di persone, e utilizzare una tecnologia semplice, effimera e riciclabile. La proposta dura poco più di un mese, questo intervento. Decidiamo di operare su questo edificio, che è un edificio del 1953, uno dei primi edifici ricostruiti della nuova città, quindi un simbolo, già monumento ormai nazionale, un edificio che contiene un sacco di aziende e che tuttora è un edificio importante nella città, a 2 passi, appena fuori dalla stazione dei treni. Dal punto di vista di MVRDV è carino il fatto che l'architetto di quell'edificio sia lo stesso architetto dei nostri uffici, e questo edificio ha tutto, ha un tetto già parzialmente accessibile, è già stato contaminato, è già stato colonizzato da un cinema negli anni 60, successivamente alla costruzione viene costruita una sala cinema e quindi è già un simbolo della ricostruzione, un monumento nazionale. Questa è la sala cinema che viene costruita negli anni 60 e la cosa interessante è che lo schermo è anche una finestra sulla città. Quindi per voi del festival questa è una cosa molto carina. Quando lo schermo viene sollevato si guarda direttamente la città come fosse un documentario. Oggi la sala, il cinema in quanto cinema non esiste più da metà degli anni 90, la sala esiste ancora come luogo di incontro, di dibattito e quindi perfetto, questo è un luogo per osservare ed essere osservati, non dimentichiamo l'importanza mediatica di questi eventi e si sceglie il ponteggio, i tubi innocenti come strumento che è stato strumento protagonista della ricostruzione e adesso diventa un simbolo della celebrazione. Questi sono i primi rendering che proponiamo. E successivamente questa è la realizzazione. Durante un mese su prenotazione si poteva salire e osservare la città e c'erano eventi e dibattiti nella sala ovviamente. E vedete questo edificio. Riceve 368.611 visitatori in poco meno di un mese. E non so come si fanno queste stime, ma 5,7 milioni di euro di valore mediatico. Visto il successo di questo, ci chiediamo come MVRDV, e poi, visto che si può fare, facciamone ancora. Questa è produciamo delle immagini, diciamo, delle immagini un po' provocatorie, no? E se collegassimo il Groot Handelsgebouw, questo edificio dall'altra con l'edificio a fianco, o se costruissimo una scala sul New Institute per esempio. Questa esperienza e tutta la ricerca sui tetti viene raccolta in una pubblicazione del 2021 che è commissionata dalla città di Rotterdam e pubblicata da questa associazione culturale che è RDD. Non mi dilungo troppo, ci sono più di 130 idee, 148 pagine, si parla
di come effettuare l'addizione e l'espansione dello spazio disponibile, ma anche quali sono i vantaggi, qual è l'aumento del valore dell'immobile. Ci sono idee, alcune divertenti, altre un po' naif, altre un po' più realistiche, e di fatto è una provocazione per dire produciamo un codice edilizio specifico per la progettazione dei tetti e iniziative dell'amministrazione pubblica per promuovere, facilitare e anche finanziare la conversione delle coperture esistenti. Visto che non è che, perché fare una pubblicazione è relativamente semplice, però questi sono esempi di cose che MVRDV ha realizzato. Questo è il depot di Rotterdam, in cui questo è, diciamo, prima che si facesse il parco intorno, qui già si vede anche il parco intorno. Comunque questo è un tetto verde con delle betulle che crescono in cima, che riflette tutta la città. Siamo sul tetto e la natura sul tetto è piuttosto rigogliosa. Questo è un tetto a Shenzhen, questo è un progetto di conversione di una fabbrica tessile ad edificio per uffici, in cui abbiamo voluto rendere il tetto accessibile a chiunque tramite una scala interna che attraversa l'edificio. Ogni spazio del tetto è un'area tematica che invita al movimento piuttosto che alla danza, al gioco, c'è una scacchiera, eccetera. Il verde in questo caso è solo di bambù e segue le linee strutturali proprio per non dover rinforzare ulteriormente la struttura. Finalmente questo è Valley, l'edificio ad Amsterdam del 2022, un edificio di 2 torri ad uso misto in cui il verde è, diciamo, a tutte le altezze. Si può fare una vera e propria passeggiata sopra e tra gli edifici, come fosse una valle. Non mi dilungherei di più, ci sono altre cose, ma non mi dilungherei di più, solo vi faccio vedere come poi si arriva a realizzare il progetto cioè forti del progetto del 2016, nel 2022 di nuovo in collaborazione con questa associazione proponiamo alla città di Rotterdam di fare qualcosa ancora di più ambizioso, una passeggiata che colleghi i tetti del centro. Qui siamo nel centro, The Bijenkorf World Trade Center sono due edifici importanti, Coolsingel è un'arteria principale e la proposta anche qui di una durata effimera, anche qui per un mese, all'inizio era molto molto ambiziosa e poi piano piano si è un po' ridotta. Però è stata fatta, questi erano i rendering iniziali e poi pian piano la costruzione e la realizzazione. E anche in questo caso sul tetto del De Bijenkorf c'erano delle aree tematiche che parlavano del verde, dell'ecologia urbana, c'era anche un orto su un parcheggio. Basta, direi che con questo io avrei concluso, mi spiace se mi sono dilungato un po' troppo, ma spero di avervi portato uno sguardo su ciò che è possibile. Grazie mille per questo viaggio che ci hai fatto fare in progetti che speriamo di vedere anche in Italia realizzati fra un po'. Abbiamo tanti architetti qua in sala, magari qui vicino, no? Direi che vista l'ora, se avete voi qualche domanda, abbiamo ancora qualche minuto. Una domanda, Lorenzo, la farei. Tu sei italiano e sei spostato in una realtà completamente diversa. Immagini appunto che sia fattibile anche qui un allontanamento. Si è parlato prima dell'impossibilità di staccarci dall'auto, penso che faccia un po' parte del nostro DNA fondamentalmente, della densità di tanti fattori. È immaginabile secondo te una città così quando potrà arrivare qui? Sì, beh, sicuramente immaginabile, ci sono ampi esempi dal passato, gli stessi Paesi Bassi fino agli anni 70 non avevano piste ciclabili, quindi la trasformazione è avvenuta negli anni 70 e oggi sono il paese con più piste ciclabili in cui si gira quasi solo in bicicletta. Quindi
Sicuramente è possibile. Chiaramente nei due esempi che ho mostrato prima, io direi che il ruolo principale non è nemmeno dell'architetto, ma il ruolo principale è dell'amministrazione pubblica, cioè nel senso la scelta coraggiosa deve partire da lì. Poi noi possiamo assecondare una visione, ma se manca la visione è difficile in quanto architetti. Quindi secondo me è importante in qualsiasi campo, nel piccolo o nel grande, appunto educare, far vedere alternative per creare un dibattito, cioè qualcosa che porti poi l'amministrazione pubblica ad essere supportata dalla cittadinanza in scelte coraggiose, che alle volte vogliono dire scomodità per l'individuo. Però sicuramente da questo punto di vista sono molto positivo che si può fare, certo. C'è qualcun altro? Se non ci sono altre domande, io direi che ringrazio i relatori intanto, è stato interessante anche come percorso, anche per noi come festival, degli spunti che magari appunto, come dicevamo prima, riprenderemo in futuro. Grazie a voi, buona serata, vi ricordo che il festival dura fino a domenica, quindi prendete il programma e vi aspettiamo in sala. Buona serata. Grazie.